Si prende le sue responsabilità, prende in mano la situazione che nella Marca sta diventando paradossale e ingestibile. Così alcuni sindaci trevigiani hanno invitato il presidente Zaia a riassumere un ruolo di coordinamento sulla questione profughi, ma il governatore non ha fatto attendere la sua risposta, una questione sempre più calda e difficile che continua a sollevare non poche polemiche. Il governo decide dove mandare gli immigrati, di notte, di giorno, e per il tramite delle prefetture decide anche ovviamente gli stabili, gli alloggi e tutte queste cose. Per cui oggi rovesciare la frittata e far credere ai veneti che è colpa della regione vuol dire essere senza vergogna. La replica arriva nel giorno in cui il governatore ha preso carta e penna ed ha scritto ai prefetti chiedendo di non inviare più profughi nelle località turistiche della regione e di sgomberare i siti già occupati. Ho scritto ai prefetti perché nelle località balneari non ne vogliamo, ma non ne vogliamo in tutto il Veneto. Siamo la prima, tra le prime 3 regioni in Italia per numero di immigrati. L'11% della popolazione sono 517.000 immigrati in Veneto. Sono arrivati anche loro da profughi, da disperati. Oggi diciamo di no, basta. L'impatto sul turismo è evidente, spiega Zaia. I nostri competitors a livello internazionale già pubblicano foto, scrivono articoli, magari dicendo ai tedeschi di non andare in Veneto, scegliendo altre località come ad esempio la Spagna. Tenuto conto che il nostro primo cliente è tedesco, il danno è evidente. Io direi che farsi male da soli c'è veramente da pazzi.